Quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ebbene sì, ha ragione Matteo Salvini, ha 1000 volte ragione quando dice che le banche che si lamentano è una roba che non si può sentire. È una roba che non si può sentire, non c'è definizione migliore e questo prescinde dall'appartenenza, dalle idee, dalle sfumature politiche. Non si può sentire perché ha vissuto la cronaca italiana degli ultimi anni, lustri, decenni probabilmente, soprattutto di quelli in cui magari c'erano al governo banchieri o figure di spicco vicine al mondo bancario sostenute dal PD e magari senza essere passati dal voto degli italiani, ma sono proprio esempi che ci vengono così casualmente, non sappiamo bene neanche noi perché. Qual è il punto invece? Il punto è che il vice premier Salvini è intervenuto al 16° Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio e ha difeso, rivendicato e ulteriormente ribadito la ratio di uno dei provvedimenti chiave che c'è in manovra. Poi ce ne sono altri molto importanti che definiscono lo spirito della manovra. Per noi anzitutto la pace fiscale e l'operazione IRPEF sul ceto medio, che sono operazioni di linea liberale, di linea di centrodestra. Ma poi parlando del contributo previsto da parte delle banche, Salvini ha detto le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6-7 perché è una roba che non si può sentire. Tutti possono piangere tranne le banche italiane, sì, perché ha dimorato nella suddetta cronaca, diciamo che non sono il primo, nel secondo, nel terzo soggetto che può lamentarsi dell'andazzo del passato. Il fatto che le banche che stanno facendo utili da decine di miliardi possano dare un piccolo contributo di questi utili a fine anno per aiutare il consumo interno, il reddito di famiglie e imprese mi sembra utile, ha chiosato il vice premier. E anche qui non solo ci si riferisce alla cronaca recente, ma sulla vicenda banche si aggira veramente una quantità di ipocrisia fuori controllo. Allora, rimettiamo un attimo le cose in ordine. Sì, le banche hanno realizzato dei mega profitti, non ci piace chiamarli extra, dei mega profitti e tra l'altro fossero mega profitti di aziende private figli di una dinamica virtuosa di mercato, del successo sul mercato, noi non diremmo bah e sarebbe sbagliato prendergli anche €1 in più rispetto al previsto, diciamo, di quei mega profitti. Ma questa non è la storia delle banche italiane. Le banche italiane, anzitutto, negli ultimi anni hanno realizzato mega profitti ogni volta che la signora Lagarde ha deciso nel suo ufficio elegante di Bruxelles di alzare i tassi di interesse. Quindi mega profitti ottenuti senza alcun merito e neanche alcun ruolo attivo giocato, semplicemente mettendosi sotto l'ombrello della signora Lagarde e raccogliendo la cascata di miliardi che ne discendeva da un provvedimento dirigista, non da una dinamica di mercato. E tant'è che c'è stata una differenza palese che è andata in crescendo, che è diventata moralmente indifendibile tra gli interessi che le banche corrispondono ai correntisti e gli interessi che richiedono e gli interessi che richiedono c'è stato un delta arbitrario che ha attecchito su una dinamica non di mercato. Le banche sono forse il soggetto che ha più beneficiato di una serie di conseguenze, diciamo, dell'azione virtuosa di governo, dell'azione improntata alla tenuta dei conti, anzitutto tra l'altro da addebitare al ministro Giorgetti perché hanno beneficiato dei recenti aumenti della considerazione italiana nelle agenzie di rating, della stessa tenuta della finanza pubblica rispetto a prima, rispetto a quando c'erano i presunti sapienti, tra l'altro, dell'abbassamento dello spread a livelli come non si vedevano dal 2010, del miglioramento di tutti i fondamentali macroeconomici, non ultimo anche della stabilità di governo, che per gli investitori, soprattutto esteri, soprattutto grandi capitali, è un valore. Di tutto questo le banche italiane hanno beneficiato, non così nella retorica, nelle policy semplicemente, ma nei miliardi di profitto che hanno conseguito. Quindi fanno ridere i liberali in difesa delle banche, non c'è
non c'è Adam Smith qui, per capirci. Ci sono aziende anomale come sono le banche che hanno fatto profitti anomali non figli del mercato. E non è che il decisore pubblico va bene quando prende una decisione favorevole, e invece diventa invadente quando la prende a sfavore. No, se ho avuto dei pro derivanti dal decisore pubblico, posso avere anche dei contro in un momento storico in cui si pongono anche delle questioni di priorità. E sicuramente, di nuovo, come dice Salvini, la priorità è sgravare ulteriormente, sostenere ulteriormente ceto medio e famiglie italiane e chiedere un mini sacrificio a chi ha fatto mega profitti, spesso non figli del mercato. Se poi i liberali in difesa delle banche fanno ridere, la sinistra in difesa delle banche fa riderissimo, o meglio è molto coerente, perché ormai da decenni non è più la fabbrica il suo luogo di riferimento, ma sono appunto la banca e le grandi istituzioni tecnocratiche e finanziarie. Ergo, le banche che si lamentano è una roba che non si può sentire. Avanti tutta, grazie a tutti, a domattina.